Le vacanze di Pasqua a Bassano significano non solo giornate di festa per i bassanesi, ma anche giornate di lavoro per chi vive di turismo e fortunatamente, almeno a fare una passeggiata in centro, ci si accorge che i turisti puntuali sono arrivati. Cosa le pare di Bassano? Siamo appena scesi, abbiamo appena iniziato a girare, comunque è bellissima, molto molto bella. Bellissima. Cosa le piace? Perché è un'architettura che a noi napoletani non è congeniale. Quindi è Non è abituato per questo. non siamo abituati alle montagne, ai fiumi, queste cose qua. Dov'è lei? Io sono a Monaco di Baviera. Cosa le piace di Bassano? Il ponte, le gente e da mangiare è una cosa incredibile, molto buono. Lei invece arriva da Pompei. Da Pompei, sì, una città storica. E a Bassano cosa le piace? Tutto. Veramente, anche, soprattutto le donne. Tra i turisti c'è anche chi ha scelto Bassano come meta per un ritorno legato all'infanzia. Io ci sono nato e ci ho abitato i primi 6 anni della mia vita, poi dal 60 sono a Bolzano, quindi E come la ritrova Bassano? io la rivedo sempre con l'animo un po' nostalgico che ho sempre avuto nei confronti della mia città, non trovo cambiamenti che mi disturbino questo ricordo. Il tempo è clemente, invita a godersi le prime giornate di primavera, ma per Pasqua e Pasquetta tra i bassanesi, accanto a coloro che non rinunciano ad un viaggio o semplicemente alla tradizionale gita fuori porta, c'è anche chi preferisce una festività trascorsa a casa, in famiglia. Rimango a casa, Come mai? perché si sta bene anche a casa, coi figli e nipoti. A Pasquetta penso che starò con i miei genitori, non sono di qui, sono di Milano, per cui sono venuti a trovarmi e staremo insieme, qui a Bassano però, sperando in un bel tempo sinceramente. Credo che usciamo, ci divertiamo, ecco, questo. Una scampagnata, Sì.